Benvenuti al Donorione per il match che chiude la terza giornata di Serie A. Si affrontano il Football 8 Roma Nord e la Roma Calcio a 8 GSA, squadre che fanno adesso il loro ingresso in campo. È tutto pronto per il calcio di punizione. Fischia il direttore di gara, Giannini appoggia infatti per Ciccolini che prova col destro, pallone che sfischia alla destra di Caterini. Battuto ora dalla parte opposta del campo, Mirante la mette giù bene, punta Giannini, se ne va sul sinistro, Mirante cerca il tiro, pallone che scende ma non abbastanza. Ritmi alti però, fin dai primi minuti, siamo soltanto al 12°, ancora uno squillo per la Roma, Liberti, doppio dribbling, pallone sul mancino, poi sul destro, poi ancora sul mancino, la mette in mezzo, anzi è un tiro, fantastico gol, Michelangelo Liberti ha il vantaggio per il Football 8 Roma Nord, dribbling ubriacante, poi diagonale a battere Goletti, vantaggio per la squadra di Loi. Può ripartire proprio Ciccolini dal punto di battuta, Giannini da lì può tirare, la prova adesso col destro, pallone vicinissimo al palo, subito reazione della Roma. Partita piacevole qui al Donorione, altra sortita per la Roma, prova ad andarsene i maschietti sul fondo, pallone messo in mezzo per Feola, il tocco, altra occasione divorata. Entrambe le squadre che si presentano alla grande in questo incontro, entrambe dopo una vittoria. Il Football 8 ha vinto infatti per 4-2 contro il Cottini, mentre invece la Roma GSA 3-0 contro l'Eurobet. Vedo il calcio di punizione, battuto subito, prova Feola il tiro, pallone che tocca la traversa ed entra in rete, dormita qui dalla retroguardia del Football 8, ha battuto subito la Roma il pareggio del numero 11, Simone Feola rimette le cose a posto per la formazione di Filipponi e pareggio adesso al Donorione. Prova a far ripartire i suoi, c'è Mirante contro Ciccolini, cerca il dribbling il numero 14, questa volta è bravo Ciccolini a soffiare via la sfera, allora Feola prova col mancino, pallone deviato che rimane lì, Giannini col destro e qui vicinissimo al gol ancora il numero 5. Ennesimo lancio lungo per Cosimi che ha tagliato il campo, svetta su tutti però Caterini che restituisce il pallone dalla parte opposta, qui l'arpiona bene Rossi, stava per trovare un gol fantastico il numero 10. Attenzione perché c'è anche Codilupi, parte invece Mirante, conclusione che scende e fischia alla destra di Goletti e qui grandissimo tiro del numero 16 sfortunato. Salgono tutti in aria, vuole il vantaggio adesso il Football 8 Roma Nord, dall'altra parte Mazzesi, vicinissimo al gol del vantaggio, poi Pettinari non riesce a ricevere. Ancora l'appoggio per Mirante, finisce però il tempo, scaglia via il pallone il numero 14, 1-1 fra Football 8 Roma Nord e Roma Calcio a 8 GSA, incontro intenso ma nessuna delle due riesce a trionfare qui al Donorione. Sì, diciamo il risultato alla fine è giusto, anche se secondo me nell'arco di tutta la partita meritavamo qualcosina di più, siamo partiti molto forte, abbiamo preso un gol su un errore di uscita, e ci ha un po' tagliato le gambe, però siamo stati bravi a reagire, abbiamo dominato il primo tempo, il secondo per 5-6 minuti abbiamo sofferto un pochettino, però poi secondo me siamo venuti fuori bene. Klaus è un giocatore importante, è un giocatore che può determinare una partita, però il gruppo è forte, il gruppo quest'anno il presidente ha fatto una buona squadra, quindi sì, l'assenza si sente, però fortunatamente ci sono altri giocatori che rendono bene e ci danno la possibilità, ecco, di affrontare tutte le partite a viso aperto con tutte le squadre. Secondo me fino a metà del secondo tempo hanno nettamente giocato meglio loro. Noi abbiamo fatto una partita sotto le nostre potenzialità, senza far girare la palla, senza grinta, molto male, molto male. Due parole velocissime, volevo ringraziare la Fanner, la Lega che mi ha dato la possibilità di organizzare insieme all'associazione Anmar questo evento, ringrazio la Roma Calcio a 8, Lara, il mio presidente che hanno potuto partecipare, è un'iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione verso una malattia comunque molto particolare come le malattie reumatiche, soprattutto quelle a ginocchio. Noi sportivi sappiamo benissimo quanto sia importante tenerci in forma e anche queste passeggiate servono proprio a questo. Ringrazio tutti voi. Vabbè, abbiamo preso tanti giocatori, ci mancava un direttore generale, ci mancava una persona fidata, un grande amico e un esperto, un conoscitore proprio della Lega Calcio a 8 e abbiamo messo un po' la ciliegina sulla torta con Alberto che ci sta dando anche una mano a livello di sponsorizzazione, infatti lo ringrazio e lo presento qua. Buonasera a tutti, niente, mi ha convinto il presidente, mi ha convinto, dico la verità, è stato pure facile, come mi ha detto da venire non mi sembrava vero, perché lui è un mio amico, tanti giocatori della squadra sono miei amici, mi mancava, alla sera mi mettevo a vedere i risultati, le cose, mandavo i messaggi, mi mancava molto, l'impegno è un pochino meno pressante, per cui ho deciso da ritornare
penso con una grande squadra, anzi sono sicuro, anche stasera abbiamo pareggiato, ma è una grande squadra, quella che il presidente qui gestisce è veramente una grande squadra, sono convinto che faremo molto molto bene, faremo perché mi ci metto pure io a questo punto.